Di nuovo, il Ministro della Sanità ha portato a casa la rinuncia a tagliare sulla sanità. Saranno salvi i servizi o continueranno gli sprechi? Per ora, inizierei con una suggestione, guardi, io penso che abbiamo rieditato il Medioevo, no? Ci manca la tassa sull'aria, poi le abbiamo tutte, addirittura abbiamo delle tasse che hanno anche dei nomi strani, anche entusiasmanti per certi versi, Trise, Tasi, Tari. Quindi lei non è d'accordo con chi l'ha preceduta che dice per una volta c'è una finanziaria che non ha aumentato le tasse? No, questa è una finanziaria che aumenta le tasse, basta leggerla bene e senza avere grandi preparazioni. Quando una finanziaria già, e lei bene dice finanziaria, perché la legge di stabilità è la finanziaria, dice che toglierà gli sgravi fiscali, vuol dire che aumenterà la pressione fiscale. Cioè, a me sembra logico, no, per la proprietà transitiva, se non ho più defiscalizzazione, se non posso più scaricare, come dicono i cittadini, vorrà dire che avrò più pressione fiscale. La verità è un'altra, guardi, c'è questa tassa che si chiama Tasi, che in Veneto ha un significato. Tasi in Veneto vuol dire taci, quindi stai zitto, quindi a noi ce la prendiamo ancora di più male con queste tasse. Io le dico una cosa, che qui siamo di fronte a un governo che ha perso una grande occasione. Noi dobbiamo applicare i costi standard. C'è un pasto in ospedale, non mi stancherò mai di dirlo, in Veneto costa 6,5 euro e in giro per l'Italia arriva a costare anche 60-80 euro. Cioè vuol dire che abbiamo i costi standard pronti. Obbligare tutti a vivere in maniera virtuosa vorrebbe dire risparmiare 30 miliardi di euro all'anno. Non lo dico io, lo dicono gli uffici del governo, del Ministero dell'Economia, ci sono pagati i fior di professionisti per calcolare e fare i costi standard. Quindi più che inventare una tassa sull'aria che adesso si chiama Tasi o quello che sarà, noi chiediamo che si facciano vivere in maniera virtuosa quelli che oggi non sono virtuosi. Che è scandaloso quello che sta accadendo. Per la legge che conosciamo bene, che è quella della coperta corta, questi tagli ricadranno comunque sulle regioni che, come sappiamo, è già stato detto, saranno chiamate a contribuire. Che disponibilità c'è da parte vostra? Ma guardi, qui il problema non è della coperta corta, qui è che qualcuno ne ha 2 o 3 coperte e noi non ce l'abbiamo più. Io le parlo da regione virtuosa, una siringa da me costa 4 centesimi, in giro per l'Italia arriva a costare anche 26 centesimi. Allora dico, se lei chiede di tagliare ancora ai veneti, a me la siringa non la venderà più nessuno, no? Perché sotto i 4 centesimi vuol dire che mi daranno il lago o lo stantufo, mi daranno un pezzo di siringa, ma non tutta la siringa. Chi la paga 26 centesimi continuerà a sprecare se lo obbligherò a pagarla a 24 centesimi o 20 centesimi. Quindi noi non ne avremo più fuori. Senta, il problema... Bisogna avere, mi perdoni, avere il coraggio di dire che bisogna vivere in maniera virtuosa. Noi siamo stanchi di queste farse, questa è una finanziaria farsa, questa non serve a risolvere i problemi. I lavoratori devono avere più soldi in busta paga, il cuneo fiscale non sono 15 euro al mese in più. Il nostro lavoratore che percepisce 1.000 euro, al datore di lavoro costa 2.500 euro, diciamo queste cose. Dipendenti pubblici, è stato ricordato più volte in questa trasmissione che da 5 anni non vedono un aumento di contratto. Qual è la vostra posizione? Ma guardi, rispetto ai dipendenti pubblici, innanzitutto applicando i costi standard ne viene fuori che ci sono circa 500.000 di dipendenti pubblici sui quali qualche ragionamento va fatto. Però è altrettanto vero che il cuneo fiscale, tutto quello che è il tema della fiscalità anche sugli stipendi, passa attraverso la possibilità di essere virtuosi, di misurare poi la qualità del lavoro che ne viene fuori, di stabilire anche quanti debbono essere i dipendenti pubblici, perché se la Sicilia ha 22.000 forestali e il Veneto, che ha il patrimonio dell'umanità, cioè le Dolomiti, ne ha 400, lei mi capisce che sono entrambi dipendenti pubblici, ma forse qualche conto non torna. Ultima cosa, la Lega darà battaglia durante questo percorso parlamentare? Ma guardi, la Lega non è che è guerrafondaia, la Lega difende un principio, che è quello della virtuosità. Noi sappiamo che se c'è qualche regione in giro per l'Italia, glielo dico, è Sud, che ha un parametro più virtuoso che so del Veneto rispetto a un tema che può essere il trasporto pubblico, la sanità, cosa difficile, o altre cose, noi siamo qui, accettiamo di applicarlo, ma lo si faccia fino in fondo, cioè non si possono, le nostre 600.000 partite IVA del Veneto, da questa legge di stabilità, da questa finanziaria, non portano a casa nulla. Questa è una presa in giro, non c'è promozione dell'economia. La saluto. Grazie.
Grazie. Grazie a lei, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Lega Nord.